Mister, è un Verona che segna caterve di gol in trasferta, ma in casa non riesce più a vincere, a parte episodi particolari. Sì, facciamo fatica a far gol, anzi i gol li facciamo per l'onestà, li abbiamo fatti con la Torres, li abbiamo fatti col Chiesegis, li abbiamo fatti oggi, però è chiaro che se troviamo sempre quel segnaline lì che ce li annulla anche quando sono regolari diventa tutto più difficile. Una partita sfalsata dall'inizio perché Riviera di Romagna doveva rimanere in 10 subito dopo 5 minuti, così non è stato. È chiaro che però noi comunque siamo stati un po' sottotono rispetto alle ultime prestazioni, però diventa difficile quando continui a subire torti dall'inizio alla fine. Veramente una cosa vergognosa e io mi auguro che questo segnaline non venga più, anche perché è inutile che andiamo in campo, tanto sappiamo che i gol non li possiamo fare. Adesso c'è un'altra partita casalinga, almeno chiudere in bellezza il 2013. Sì, mi auguro di sì, noi faremo il massimo per far bene, perciò che dipende da noi sicuramente cercheremo di vincerla. Mister, 3 punti su un campo difficile come questo magari non si sperava neppure così tanto. Ma guardi, noi siamo venuti qui con la consapevolezza che ce la siamo giocata sia con la Torres che col Tamagnacco. Sappiamo che abbiamo delle qualità e sapevamo di affrontare una squadra fortissima come oggi. In poche parole abbiamo avuto l'umiltà di lottare su ogni palla, abbiamo avuto anche la forza di far gol e abbiamo avuto la forza di tenerla fino alla fine. Quale sarà adesso il campionato delle Riviere di Romagna? Ma in questo momento ci godiamo questa vittoria, poi vediamo piano piano una partita alla volta. Io sono abituato a farmi una partita alla volta e non guardare oltre, perché già mercoledì abbiamo fatto un passo falso che non dovevamo fare, quindi bisogna mantenere sempre l'equilibrio e cercare di stare con la testa sul pezzo, come si suol dire. Melania, è quasi una beffa, abbiamo questo fermo immagine nello schermo di questo gol annullato che pare buonissimo, però a parte questi episodi è un Verona che in casa non riesce più a vincere. Sì, non riusciamo più a vincere, non riusciamo a gestire le partite, perché è impensabile che stiamo 90 minuti nella loro metà campo e subiamo un gol su un unico tiro in porta. Dal canto nostro, a parte gli episodi dell'arbitro che ci può stare, purtroppo capitano ogni sabato contro di noi, e noi dobbiamo essere più dure, perché ci dobbiamo svegliare un po', perché così non è dura affrontare tutte le partite. Adesso c'è un'altra partita casalinga, almeno concludere in bellezza l'anno 2013, però è un Verona che ormai si è allontanato irrimediabilmente dalle posizioni che contano. Sì, non c'è da nascondere, ormai siamo dietro tanti punti. Quest'anno è così, dobbiamo lottare su tutte le partite che abbiamo da affrontare e dobbiamo sicuramente migliorare su tanti aspetti, specialmente quelli mentali.